Allora, è difficile, perché in cauda venenum, nel senso che, caro Presidente, io vorrei continuare ad avere un lavoro dopo questa intervista, quindi vediamo di capirci. Intanto la clip, prima della clip però un commento all'intervento del Ministro Grilli. Adesso, a parte le battute, obiettivamente noi abbiamo bisogno di persone che ci rappresentino, oltre che esserlo in maniera degna e dignitosa, però risorse qua non ce ne sono. Allora, visto che lei ha sempre espresso commenti positivi sulla manovra negli ultimi 2 settimane, si sente più rincuorato adesso? Insomma, così, No, nel ripeto senso la che... battuta già fatta. No, e quindi cioè, lei vede qualcosa per le imprese e per lo sviluppo o no, dopo questa intervista? Ma diciamo che la valutazione che noi diamo la legge di stabilità, ci sono sicuramente dei punti positivi, ma ci sono tanti punti negativi. Quello che poi mi dispiace in modo particolare è che i punti negativi sono quasi tutti sulle spalle delle imprese e questo è una cosa che ci preoccupa abbastanza. Io credo che nella spending review si poteva essere più coraggiosi. Io mi auguro che ci sia, come ho detto nei giorni scorsi, l'ho considerata questo primo esercizio di spending review un aperitivo. Mi auguro che dopo arrivi. Ecco, allora visto che siamo a Verona, che dopo arrivi Ministro, dopo cosa... lo spritz andiamo poi sulle cose concrete. Arrivi un primo, un secondo e anche un dessert possibilmente. Va bene, adesso verrò... Però ecco, vorrei semplicemente dire questo, che in effetti penso che si poteva essere più coraggiosi, penso che io mi aspettavo che molto venisse poi messo a disposizione per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e in effetti poi se guardiamo questo 1.600 miliardi legato all'accordo della produttività, sulla produttività è una cifra abbastanza modesta, però a fronte di questo non possiamo anche dimenticare che una serie di impatti della stabilità, della legge sulla stabilità tornano sulle imprese, perché il carico fiscale sulle imprese sicuramente continua ad aumentare, perché guardiamo un punto d'IVA è sicuramente qualche cosa che va anche a pesare sul consumatore, ma pesa anche tantissimo sulle imprese. La tassa sulle transazioni finanziarie gira e rigira, poi torna alle imprese. Ci sono anche una serie di provvedimenti che visti così sembrano anche minori in termini di gettito, ma sicuramente sono a carico delle imprese. Voglio citarne uno che ha colpito molte imprese industriali, questo definiamolo balzello che è stato messo a favore dell'antitrust su tutte le imprese che fatturano più di 50 milioni di euro all'anno, quindi uno 0,08 per 1000 sulle spalle di tutte le imprese che fatturano più di 50 milioni sicuramente non è un buon segnale, sono cifre poi anche al limite modeste. Ecco, però tutto questo va sempre contro l'impresa. Se poi andiamo a vedere che la spending review è andata in buona parte anche contro alcuni settori manifatturieri, ne vorrei citare uno per tutti, il settore farmaceutico, tra l'altro Verona... Ma se io le dicessi che questo è un governo, cioè che la vulgata è che questo è un governo contro le imprese e a favore delle banche? Ma io ma più che dire contro le imprese a favore delle banche, direi che sicuramente per le imprese non sta dando quella spinta, quell'entusiasmo che dovrebbe essere alla base della ripartenza. Ecco, questo sicuramente dobbiamo dire, da un punto di vista fiscale il carico della manovra ce l'abbiamo in buona parte sulle spalle noi imprese. Sono molto contento della sua risposta perché poteva essere delicata. E poi, allora, invece c'è un tema su cui il Ministro Grilli è stato molto elegante, però so che dice, insomma, voi chiedete al governo moltissimo, chiedete che ci siano delle misure per le imprese,
però poi quando toccava a voi inteso come Confindustria, sindacati, Confcommercio, Confesercenti, ABI, vi abbiamo chiesto di fare l'accordo entro il 18 sulla produttività, volevamo arrivare a Bruxelles con questo accordo, abbiamo messo sul piatto anche 1,6 miliardi, mi faccia fare adesso il ministro Grilli, visto che sono dove lui si è seduto, dice allora anche voi però una volta che avevamo chiesto a tutti gli attori sociali di fare uno sforzo non siete arrivati in tempo, vi siete bloccati. Diciamo che come Confindustria io respingo qualunque responsabilità in questa direzione, perché noi un accordo l'avevamo trovato mercoledì sera all'1 di notte, c'era un accordo tra Confindustria e i sindacati. Su questo accordo stavamo facendo convergere anche le altre parti datoriali. A un certo momento ci sono stati dei ripensamenti io penso che fossero soprattutto di tipo tattico, però rimango personalmente convinto che questa settimana alla fine riusciremo a trovare un accordo e a fare un accordo che non sia un accordicchio come è stato detto, ma effettivamente nel primo testo sul quale abbiamo trovato il consenso c'erano delle cose interessanti, direi piuttosto innovative nel nostro panorama di relazioni industriali in Italia, perlomeno degli ultimi decenni. Ma lì chi si deve mettere di traverso? Certo, dovremmo essere più coraggiosi anche noi, perché io cito sempre il caso, la Germania, che oggi è il punto di riferimento, il punto di eccellenza per tutti, e nel 93-94 era il grande malato dell'Europa. Sono state fatte una serie di riforme con l'accordo di tutti, imprenditori, sindacati, politici, e oggi sono state fatte delle riforme molto coraggiose che hanno cambiato completamente la situazione. Ecco, io auspico che si riesca ad andare in questa direzione. Comunque noi come Confindustria siamo pronti a giocare il nostro ruolo, abbiamo cercato di giocarlo e mi auguro che riusciremo alla fine effettivamente a portare qualche risultato. Allora, alcune sintesi delle sue dichiarazioni, sempre di una clip di 40 secondi, poi vorrei venire ad altri temi toccati dal Ministro Grilli. La riforma della pubblica amministrazione è la madre di tutte le riforme. Alla fine, poi quando saremo fuori dal tunnel, noi avremo bisogno di politica vera. Una burocrazia che per i soli adempimenti ci costa 45 miliardi in più rispetto ai migliori esempi nel resto d'Europa. Credo che ormai non ci sia alternative ad andare nella direzione degli Stati Uniti d'Europa. Stiamo solo chiedendo di poter lavorare in un paese meno difficile e inospitale. Allora, si ritrova in quello che ha detto? Certamente, tutti i giorni. C'è un tema che mi sfugge, e prima ho cercato di affrontarlo con il Ministro Grilli, il tema della riforma burocratica. Allora, il Ministro ha detto correttamente c'è un processo di riforma in corso, io temo che forse non arriverà in tempo utile, però lei si sarà dato una risposta perché non si riesca a intaccare quello che è la mole di burocrazia di queste imprese. Le faccio un esempio, proprio un suo associato, il presidente dei giovani industriali Lombardi, mi raccontava che è riuscito, cioè il caso era da case story, è riuscito a prendere il posto del padre, il padre ha fatto un passo laterale, hanno fatto una fusione con il peggior concorrente perché anche lì il figlio ha preso il posto del padre, quindi si sono messi assieme. Hanno creato una società di una struttura un po' più dimensionalmente interessante, infatti hanno trovato un private equity, anzi un investitore che ha preso il 30% dell'impresa, quindi diciamo gli imprenditori hanno fatto la loro parte, questo arriva e dice vorrei aprire uno stabilimento, e l'altro ha detto no aspetta, uno stabilimento in Italia 6, 7, 5 anni se ti va bene. A quel punto il socio straniero ha fatto un passo indietro lui. Perché secondo lei non si riescono a fare dopo Bassanini leggi di snellimento burocratico? Vero? Beh, vede, Bassanini ha costruito un quadro che era, sicuramente andava nella direzione giusta,
però in pratica la riforma Bassanini è rimasta a lettera morta. Questo è il vero problema del nostro Paese. Quante opportunità abbiamo perso in questi anni? L'ultima che abbiamo perso è quella del piano casa che si è arenato sulla complessità, dovendo andare a negoziare le condizioni regione per regione, praticamente c'è stato si è dileguato, si è liquefatto e quindi non ha dato quel contributo che avrebbe potuto dare, soprattutto poi lo stiamo pagando in questo momento. Vorrei ricordare che quest'anno, ve lo posso dire da imprenditore chimico, ma che ha come mercato di riferimento l'edilizia, quest'anno l'edilizia in Italia è in calo l'attività edilizia in Italia è in calo del 25%. Sì, e viene già da 3 anni terribili, perché... vede, però in Italia non avevamo una bolla immobiliare come in altri paesi, come c'era in Spagna, come c'era in alcuni stati degli Stati Uniti, California, Florida, Arizona, Nevada. In Italia una vera bolla speculativa immobiliare non c'era. Quindi in questo momento noi stiamo pagando e stiamo accumulando anche un ritardo nel far fronte alle necessità dei cittadini italiani. Ecco, quindi io penso che bisognerebbe ripartire proprio da questo. Ecco, perché non si riesce a venire fuori, non si riesce a semplificare? Secondo me bisogna veramente mettere il primo punto, sicuramente bisogna fare un ripensamento del titolo quinto della Costituzione, perché i disastri che sono derivati da questo sono sotto. Ma quindi lei è per una revisione dell'articolo quinto, come si sta profilando, che ridia potere allo Stato centrale? Su alcune materie sicuramente sì. Poi, ma questo perché le regioni li hanno usati male o perché era sbagliato darglieli fin dall'inizio? Perché le competenze sull'ambiente, le competenze sull'energia, l'ultima, anche la competenza sul commercio internazionale non sono materie che devono essere decentrate. Questo significa ripensare il federalismo tout court? Sicuramente un federalismo più ragionato, più efficace è sicuramente un federalismo auspicabile per il futuro. Questo. Cioè, il problema vero, poi quando si dice semplificazione normativo-burocratica, nel nostro Paese, pensiamo a noi imprese, oggi noi non abbiamo certezza dei tempi per ottenere una licenza edilizia, per costruire un capannone, come diceva lei, non abbiamo certezza per l'ottenimento di nessun permesso. Vorrei ricordare che ad esempio nelle regioni limitrofe ad altri paesi confinanti, in Lombardia abbiamo il Canton Ticino limitrofo a Varese, Como, Lecco e Sondrio, nel Friuli Venezia Giulia abbiamo l'Austria e la Slovenia. Ecco, una valutazione di impatto ambientale in Italia mediamente, io che vengo dalla chimica, vi posso assicurare che ci vogliono da 2 anni a 2 anni e mezzo, se non 3, dipende dalla complessità dei casi. Nel Canton Ticino l'opera di attrazione che viene fatta dal Canton Ticino in 60 giorni ti garantiscono il parere, l'ottenimento del via, sì o no, perché posso anche dare il caso del no. Cioè, ecco, questi sono i problemi veri. Forse sarà perché gli svizzeri sono meno ambientalisti di noi, notoriamente. Ma non credo che sia questo il problema. Il problema è che abbiamo costruito un sistema talmente complesso che si sta auto-immobilizzando. Senta, Presidente, immaginiamo un quadro. Se poi le cose vanno meglio, il Ministro in qualche modo leggermente ha aperto, se gli spread resteranno così, io a dicembre darò soldi all'impresa, ho capito bene? No, forse no, ho capito male. Però immaginiamo un quadro diverso, immaginiamo un quadro in cui, una domanda che non ho fatto al Ministro perché andavamo troppo lunghi, qui c'è un tema che si chiama Stati Uniti d'America, dopo le elezioni americane gli Stati Uniti dovranno tornare a stampare meno moneta e iniziare a tagliare il deficit che vola ampiamente verso il 10%, quindi lì qualche scricchiolio lo avvertiremo. Però immaginiamo che il governo debba tenere botte e poi ci sono le elezioni politiche, non arrivi un euro agli industriali, la legge di semplificazione burocratica va avanti ma non riesce a chiudersi, la domanda resta solo una domanda estera e sempre più fuori dall'Europa,
Ecco, lei immagina delle iniziative di Confindustria particolari, cioè, no? Oppure a questo punto vi rassegnerete allo status quo? Cioè, se non viene ascoltato in nessun punto, lei cosa fa? Qui ci dovremo riflettere, ma cioè noi imprenditori siamo degli ottimisti per definizione, perché se non fossimo ottimisti non faremmo gli imprenditori. Però se la situazione non va verso un cambiamento è chiaro che ci dovremo porre delle domande forti e dovremo pensare a delle reazioni più organizzate, questo è fuori da ogni dubbio. Ecco, io comunque ritengo che noi stiamo attraversando una fase molto particolare, il governo tecnico poi è l'espressione di questa fase. Abbiamo vissuto alcuni decenni un po' da cicale, siamo stati richiamati all'ordine e dobbiamo fare le formiche, dobbiamo ritornare a fare le formichine e il governo tecnico ci sta portando in questa dimensione. Però io ritengo anche che non possiamo, le nostre imprese stanno morendo, questo non possiamo dimenticarci, stanno morendo di fisco, stanno morendo di complicazione normativo-burocratica, stanno morendo di mancanza di domanda sul mercato interno, ecco, quindi dovremmo, e anche andare sui mercati esteri, tantissime imprese capaci di fare innovazione ci stanno riuscendo, sono capaci di essere competitive nel mercato globale, però lo stanno anche facendo in tantissimi casi sacrificando i propri margini. Ecco, questo è un quadro complessivo che non possiamo dimenticare. Io mi auguro che nella prossima legislatura ci sia un governo politico che faccia riferimento alla politica vera, alla politica buona, che sia capace di gestire e di ricreare le condizioni per una crescita, perché senza di questo siamo veramente in condizioni. E non dimentichiamo poi il problema della disoccupazione in generale, ma soprattutto il problema più angoscioso sul piano sociale e civile, che è quello della disoccupazione giovanile, perché un paese come il nostro col 35% di disoccupazione giovanile è un paese che sta perdendo una e forse anche più di una generazione. Noi questo non ce lo possiamo permettere. Adesso torniamo nell'ultima domanda sulla parte politica, però vorrei riprendere quanto emergeva dall'intervento di Andrea Bolla, che ha avuto anche il coraggio di sopportare le mie domande, e già questo fa di lui un imprenditore coraggioso, ma insomma, qui il fatto che il prodotto venga indicato da tutti gli economisti come l'innovazione fondamentale nell'impresa, poi le mani che si sono alzate non sono state tantissime, allora un po' di autocritica. Sono rimasto colpito anch'io, lei, pensavo di più. Per la verità anch'io mi sono dimenticato di alzare la mano. Vabbè, se inizia lei però Presidente non usciamo più così, però quindi lei non ha innovato quest'anno di prodotto? Ma noi innoviamo continuamente, il mio gruppo investe il 5% del fatturato in ricerca per fare innovazione, quindi noi no, ci crediamo. Se lei dovesse farmi l'autocritica, e quindi la critica ai suoi associati e l'autocritica perché anche lei è un imprenditore, su quello che non è stato fatto in questi 3-4 anni, poi parliamo della politica, parliamo dell'amministrazione, parliamo del governo, però un'autocritica su quello che potevate fare di più come imprenditori. Più che un'autocritica io volevo fare un'osservazione, i dati ufficiali ci dicono che facciamo poca ricerca in Italia, io non ne sono così convinto, non sono così d'accordo, perché apparentemente ne facciamo poca, dalle statistiche ne appare poca, però le posso assicurare, anche perché non c'è posso assicurare che nelle imprese se ne fa molto di più di quello che appare dalle statistiche, e non appare perché non ci sono motivi, non ci sono stimoli per farla emergere questa, perché non abbiamo nessun incentivo a far emergere la ricerca che facciamo nelle nostre imprese. Quindi io credo che comunque, dato che siamo un paese che dopo la Germania è il secondo paese manifatturiero d'Europa, in termini di valore aggiunto pro capite, ancora qui dopo la Germania è il secondo paese manifatturiero al mondo,
tutto sommato riusciamo ad occupare queste posizioni è perché nelle nostre imprese l'innovazione si fa di nascosto, senza tirarla fuori, perché col dubbio che magari non possa venire in qualche modo tassata. Adesso teniamo l'impresa in nero, Presidente, mi casca. Però un invito ai suoi associati, uno sforzo che potete fare voi in più, fermo restando tutte le responsabilità che hanno gli altri soggetti di questo ring, che sono appunto in primo luogo la politica e le banche. Se lei dovesse dire un invito anche non necessariamente critico. Ma il problema è che le nostre imprese si stanno battendo contro una situazione di estrema difficoltà, carico fiscale che è elevatissimo. Io posso dirle, io pago tasse col mio gruppo in 40 paesi in tutto il mondo, ho un tasso di incidenza fiscale medio del 34%, in Italia da almeno 7-8 anni, quindi non è responsabilità del governo dei tecnici, viene da più lontano, non riusciamo ad andare sotto il 50% mediamente. Certo. Ecco, quindi questo è un primo carico fiscale, abbiamo costi dell'energia elevati e anche qui una delle ambizioni della mia presidenza, del mio quadriennio di presidenza in Confindustria è proprio questo, di lavorare insieme. Ho un vicepresidente, Fulvio Conti, che al limite sarebbe dall'altra parte, però abbiamo come obiettivo comune quello di creare le condizioni per far allineare i costi dell'energia a un livello più basso, più vicino a quelli medi europei. Abbiamo dei consumi che sono in calo, abbiamo una situazione che indubbiamente noi imprenditori dobbiamo rimetterci in gioco, ce la dovremmo mettere tutta. Molti di noi hanno perso la fiducia nel proprio futuro, e che non è da imprenditori italiani. Noi siamo un paese che è stato capace, grazie all'unica vera materia prima che abbiamo, che è la materia grigia, che c'è nella testa degli italiani, degli imprenditori, dei loro collaboratori, siamo stati capaci nel dopoguerra di trasformarci da un paese agricolo anche di seconda fascia in una delle grandi potenze economiche e industriali al mondo. Quindi noi dobbiamo ritornare su questo, dobbiamo ritrovare la voglia, l'entusiasmo di investire sulle nostre attività. Allora, bravo e grazie. Presidente, vorrei chiudere sulla politica e non sul governo tecnico, però faccio notare che è arrivato un Twitter che elogia la plomb del ministro Grilli, non che io debba fare nulla dopo, anche perché il ministro non farà nulla, al massimo io cosa posso fare da babysitter ai suoi figli, ma trovo che sia molto importante invece, al di là di ogni battuta, che la politica, oltre che esserlo, si rappresenti anche in maniera, e questo governo, con tutti i limiti che può avere, è un governo che comunque come immagine internazionale, dai, Presidente, un minimo rispetto ai nani ballerini, un attimo di meglio siamo andati, su. Però, non era riferito, le ballerine non avevano senso, ma mi dica una cosa, lei ha appena detto che spera in un governo politico. Allora io le chiedo, ma dopo quello a cui stiamo assistendo, lei lo disse già 3 settimane fa, meglio, ci vuole un governo politico e poi mi spiegherà anche perché magari, ma dopo quello a cui stiamo assistendo è ancora convinto che ci voglia un governo politico? Cioè che ce l'avremo un governo politico? Nella storia secondo me i figli di Grilli non lo vedranno per un altro annetto e mezzo. Nella storia dell'umanità non c'è mai stato un paese che è stato capace di crescere e di diventare una grande potenza se non aveva alle spalle un potere politico serio, solido, di politica buona, di politica vera. Quindi non credo che noi possiamo fare eccezione a questo, quindi dobbiamo augurarci che nella prossima legislatura si riesca a fare quel salto di qualità che non abbiamo fatto negli ultimi anni e che comunque ci permetta al Paese di uscire definitivamente da questa situazione e di ritrovare la crescita. Allora io su questo vado a chiudere, visto che lei chiede una politica buona e alta, chiedendole però anche di svolgere lei un ruolo, in questo caso alchimico parlo, non al Presidente di Confindustria, perché lei tra le altre cose
diventò un grande imprenditore per via del Vinavil, lo ricordate Vinavil, quella cosa bianca, che i nostri politici hanno usato a man bassa per le loro carreghe. Ecco, se lei mi brevetta un solvente che a Vinavil, secondo me riusciamo a dare un'idea di ricambio a questa classe, così. Lo so che il ricambio non è tutto, ma è meglio di niente. È facilissimo perché, mi dica, come è si fa? facilissimo perché il Vinavil, che è l'acetato di polivinile in pratica, in varie forme, è solubilissimo in alcol. Quindi con l'alcol è una cosa... Anche se qua buttiamo l'alcol sul Vinavil c'è qualcuno che gli dà fuoco, come non detto. Grazie al Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, grazie a voi. Grazie a voi, in bocca al lupo e forza Hellas. Squinzi, mi dispiace per il Sassuolo ancora una volta, grazie e in bocca al lupo.